Saluta Omar, le uno strano Omar. Un di noi altri. Siamo qua che stiamo studiando questi antichi graffiti del Paleolitico, i quali probabilmente invitavano alla non riproduzione, insomma. Secondo me modo. questo l'hanno scritto i cimbri durante il loro passaggio, famosi cimbri, ciclisti. I ciclisti addirittura. Sì, certo. È uno spettacolo. Questa, ragazzi, è un anello, l'ho trovato su Komoot, oppure andate nel mio profilo che c'è la traccia anche lì, di 30 km. C'è tantissima gente che lo fa a piedi, tranne oggi ovviamente che sto filmando, giusto per contraddirmi. La vita ama contraddirmi. E è una delle parti tra virgolette più belle del Cansiglio, insomma, ecco, perché molti, come anch'io all'inizio, arrivano in Cansiglio, cosa fanno? Vanno un secondo alla Malgheta, visitano il bus della Luma e dopo basta, ciao, poi torna in Rio. In realtà il Cansiglio è ricco di sentieri veramente molto molto belli e anche un po' addentrati, insomma, tipo questo, guardate qua, guarda a destra, vedo a destra, guarda a sinistra, vedo a sinistra, è tutta così. Bello, non so se è il dire, perché parcheggia il bolide qua, guarda che posti, che porta il Sinalo, Malga Val Menera, Living not for reality, just my imagination, just my imagination, just my imagination. È simpatico come posticino, dai. Te anche i formaggi. Allora, beu, Fioi ve lo consiglio, anche perché ho guardato un po' i menù e ho guardato i piatti delle persone. I piatti non sono per nulla scarsi, ok? Quindi già là va benissimo. E tipo un piatto di tagliatelle con ragù di cervo 8 euro, cioè ragazzi ci sta. Jesolo una cazzo di carbonara 18 euro. So che ho il coraggio, però dove vado in mezzo in paltanarte? Mette paracqua da beva, guarda che hai verde, hai verde. Dai, spazzone Dio caro, dopo dire tessina vacca, per forza Dio caro, per queste robe qua. Lei è un peccato, perché una volta ieri anche vegetariano, ieri un fe intelligente, aveva qualcosa in testa, in l'anima. Adesso sono diventato un fe insemenio, quindi le accarezzo, no? Nota la mia dissonanza cognitiva, vedi tu, interagisco, sì, e dopo le manie. Ok? Ma neanche ho coraggio di coparve, no, mi paghe perché io ve copa, tu capio? Perché mi non può dire mai coparve, tu capio? Quanti insemenio che sono, mi e tutti che altri che devo guardare il video adesso. E dopo compremo cani e gatti, porca troia. Mettiamo sta parentesi, però ragazzi, parlando degli allevamenti, è vero che non puoi privare la vita a nessuno se non serve, se non è necessario. Però almeno queste, so che è un ragionamento un po' illogico, però seguimi, almeno queste vivono bene, ok? Guarda, io qua al pascolo, guarda dove che è, cioè vive meglio l'ore di ti, insomma, almeno questo pesa le mie parole, ok? Diverso è vivere una vita di schiavitù e sofferenza e dopo per di più essere uccisi, anzi forse in quel caso le meglio va essa copai. Femmenate qui cavalli, attento. Tete come che ne ha su bene? Bene, diretto rilassante, bello, sì. Sì. Fatta proprio... Oggi siamo rilassati, non ho fatto un cacchio. Alla ricerca della toilette. Però noi altri non siamo i fassuetti per terra, come avete visto che l'altro giorno sul piano delle femmine spacciato per piano del Cansiglio. Sto quasi il piano dei tosatei. Ah no, scusa, se il piano dei femmine anche qua. Piano dei femmine, io madonna, quante femmine, dio caro, però fioi, mamma mia, tutto sommerso dei fassuetti, come che a volte a Vicenza da Andrea, quel del T4, vergogneve tosati, veramente vergogneve. Anzi, tosate tose, perché non credo che i tosati si suga il pipo. Zio, latte, fioi, che schifo, che roba, un cesso a cielo aperto, un cesso a cielo aperto, guarda che roba, mettevi in scassera? No, pazzesco, guarda, incredibile. Questo qua addirittura è il pacchetto direttamente a livello pro. Buongiorno d'Italia. Che freddo, fioi. Oh, per parte scherzi, veramente.
Cioè giù si muore dal caldo e qua si muore dal freddo. Che voglia di alzarsi adesso. È domenica ragazzi, domenica. Sapete che il Singano lavora anche tanto bene. Oh, boh. Non so, una volta ogni tanto provo anch'io a rilassarmi, forse non riesco, forse anche tu non riesci, forse tanti di tu non riescono. Cioè, ho fatto già 2 giri in bici, sono andato a cena fuori, cioè fuori in tal senso, in tal bosco, con la famiglia di tu, e quindi poi non ho bisogno di riposo, cioè questa forse è roba strana, non lo so, non sono capace di riposarmi, cioè non riesco a star qua in letto a guardare poso così, qua va bene l'entrata, vedo alberi e il bosco, da qua non vedo perché con le tende dovrei tirarle, dirà anche dovrei tirarle, ed è qua col camper giustamente avevo dovuto quedarmi fuori in tutta da picnic, non lo so, vedi, tanta libertà, tanta van life. Io adesso sta domenica mi sto rompendo le balle, cioè capisci, ho perso un'ora della mia vita a cazzeggiare su Instagram, poi anche lì dopo un po' capisco e dico ma cos'è sta roba, cos'è sta merda, cosa serve, cosa mi dà, hai capito? E quindi adesso su qua a capire me stesso cosa voglio, perché è una cosa difficile, perché ricordate sempre che quello che tu credi sia bello, credi che sia giusto per te, in realtà te lo inculca la società. Aspetta, fermo un attimo, io che ho messo, eccolo qua, guarda, questo è un libro che ti straconsiglio, è una pietra miliare della psicologia, era il testo preferito da Mussolini e da tanti altri dittatori, tranne Hitler. Hitler è l'unica eccezione, perché Hitler era un po' ritardato, quindi era anche un po' particolare, lui leggeva Nietzsche per una questione di arroganza intellettuale, ma di Nietzsche non capiva un cazzo e si buttava più sull'esoterismo. Ma questo libro te lo consiglio non tanto per comandare le folle, per ipnotizzare i consensi degli altri eccetera, no, assolutamente, ma bensì per capire come tu vieni influenzato, tra virgolette ipnotizzato dalla società, come cambi completamente, come cambiano i tuoi pensieri, i tuoi atteggiamenti, le tue emozioni, e soprattutto anche, dico sempre io, i gusti, perché ripeto, me l'hai sentito dir 1000 volte, non è il giro del mondo, non è la Ferrari, non è il ristorante di lusso ciò di cui tu hai bisogno, o meglio potrebbe anche essere, ma non è certo quello di tutti, hai capito? Perché ognuno ha i suoi gusti e le sue percezioni, e per arrivare a capirli devi arrivare un attimo a disincantarti da questo incantesimo, un maleficio che è la psicologia delle folle, ossia lo chiamano l'inconscio collettivo. Poi dirla così in termini junghiani. Nel caso in cui avessi lasciato un po' il discorso a metà, non l'avessi spiegato correttamente, è il fatto di star qua in camper, no? Tutto il tempo che voglio, in questo posto bello, naturale, wild, se te va dentro per foreste senza ombra di dubbio, le pieno di lupi e dei cervi, quindi più wild di così non lo so, e però sì, mi piace per un po', ma dopo un po' mi rompe il cazzo, hai capito? Un po' per farti l'esempio che tiro fuori spesso, non so se ho mai detto nei video, ma tipo l'isola deserta, no? E tutti, io cosa darei per vivere nell'isola deserta? Una merda, Dio caro! Te va via di testa dopo un mese, nell'isola deserta ci mettono i carcerati, quelli più pericolosi, e vanno via di testa, poi diventa matti, hai capito? Però, ripeto, una volta disincantato da questo stato ipnotico, che è una cosa normale, fidati, e lì inizia la parte difficile, ossia capire veramente chi sei e cosa ti piace. Quello è molto difficile, hai capito? Un'altra roba, sembra non importante, ma fa pensare. Quanto bello sarebbe vivere in zone sicure. Cioè, guarda qua, il computer sempre montato, con tutto aperto che puoi vedere fuori, senza la paura che ti vedano il computer, che vedano che magari non c'è nessuno, che ti entrano a rubare, hai capito? O l'e-bike magari appoggiata fuori, Che figata che sarebbe. Qua avevano messo allerta meteo. Aspetta, saluta, andai via, saluta
i nostri amici Saluda Omar e consorte. Anche un canale YouTube, si chiama Il Posticino. Adesso dobbiamo trovarci prima che sarò moto, perché io non sono più motociclista, quindi sì, ogni fanatismo non mi appartiene, quindi la moto la chiudo d'inverno, al contrario una volta che andavo con ghiaccio, neve e tutto quanto, e quindi insomma prima che sarò moto andremo a farci un giro a esplorare qualcosa di nuovo assieme a Omar. Ma io devo dire che da giorni che segnano che oggi ci deve essere un temporale importante qui, eppure tanta gente è partita per le passeggiate e con le e-bike. Io ho sentito anche una sirena lunga, forse veniva dai carabinieri, sai, quello proprio degli allarmi, quello proprio pare di essere in guerra. Non so, cioè sta arrivando. Non oso immaginare quelli che si ritroveranno in mezzo alle foreste con questo temporalone qua. Fioi, secondo me dare una controllatina al meteo prima di fare certe robe, per carità non è affidabile al 100%, ma si mette mega tempestone con 3 fulmini e 95%, vedete cazzo. Io non capisco, continuano ad arrivare macchine ed è gente che va a fare i sentieri, escursioni con il mega temporalone che è previsto tra un po'. Basta che non grandine, io chiedo solo che non grandine, il resto si viene giù acqua scavazza e tutto quanto, cioè è quasi emozionante, divertente sotto un certo punto di vista, ma se viene a grandine là proprio, sinceramente sei mentica vedi. Poi ti vedi, mi dispiace anche per loro, tante macchine stanno andando via, però tante anche stavano arrivando, questo perché ad agosto 2024 moltissima gente è venuta qui nel Cansiglio, non tanto per stare nel Cansiglio, che perché è un posto da sogno, ma per le temperature, per l'emergenza di temperatura. Infatti vedevi tante persone anziane che proprio stavano sedute là tutto il tempo all'ombra e basta, sembra che andavano a farsi le passeggiate eccetera, sono venuti un po' a salvarsi. Mi dispiace perché questi vedi che stanno arrivando e sta iniziando il mega temporalone che era previsto. Cioè, siamo rimasti solo io e sto van life qua, che in teoria sono gli anziani che sono andati via con l'e-bike giustamente fare i giri delle foreste col tempestone che adesso sta per arrivare. Io spero innanzitutto che non arrivi grandine, però ho speranza su questo blocco qua, che adesso non vedi in video perché lo sento molto elastico, è doppio vetro. Ho visto come costo, pensavo molto di più, in realtà è sulle 400 euro qualcosa, per carità sono tantissime per un pezzo di plexiglass, però sentivo dire in giro 1500, in realtà no, viene sulle 400 qualcosa. Era il Cristo che indica e giudica la pioggia. Io approfitto, visto che pioverà un po', sono andati via tutti, ho acceso il generatore, non so se si sente, sì, si dovrebbe sentire, sto guadagnando 19,5, 19,6, 19,7 ampere ora, ma uso adesso. È una roba che mi vanto tanto questa. Tech 84 ampere, 85 di guadagno, mentre sta andando il computer sotto inverter. Vedi che qualcuno non sa di cosa sto parlando, perché giustamente ci mancherebbe che uno vedesse tutti i miei video, sono tantissimi. È un secondo alimentatore sotto comando nel camper, cosa che io consiglio veramente caldamente a tutti. Quando si ha l'emergenza, si va in un'area di sosta, magari si sta là poche ore, con quello lì carichi 7-8 volte più velocemente, dopo dipende che alimentatore secondario ti metti, insomma, hai capito. Ed è una cosa, io adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma l'ho pagato poco, è una cosa che per me è obbligatoria, insomma la reputo quasi obbligatoria, perché al generatore, perché veramente tu quando usi il tuo generatore, tipo io se non avessi sto strafante qua, ho un generatore da 2,5 kW, no? Quindi molto potente, molto grande, però carica comunque i 16 ampere nominali, che poi alla fine sono 12, ok? Che è l'alimentatore standard del camper, che hanno tutti i camper hanno 16 ampere, poi tutti i camper caricano in media 12 ampere, ok? Con questo secondo alimentatore tu continui a utilizzare il tuo alimentatore base del camper, in più se ne aggiunge un altro, quindi si sommano
hai capito? Quindi il generatore, la benzina del generatore, il tempo del generatore o il gas del generatore viene sfruttato a dovere, se no il generatore va ore e ore per caricare lentamente, quando lui poretto potrebbe caricare molto di più. Guarda un fiaffore mentre dico molto di più. Guarda qua altri, guarda, sarà l'aria di montagna che fa bene. Altri ragazzi che hanno capito tutto dalla vita, che prendono e vanno con i K-Way, vanno a farsi i giri in montagna invece di andare in discoteche, bar e cagare del genere. Quindi c'è ancora speranza, ragazzi, c'è ancora speranza. Il bello di vivere in camper, o meglio di avere un camper come casa e ufficio, è che puoi permetterti ogni tanto di fare una cernita delle cose che non ti servono. Qua i DVD è da anni che non li uso, che non li masterizzo, quindi mi libero anche questa custodia, me ne tengo giusto 4, 2 dual layer e 2 normali, e poi mi stacco dalle copertine i giochi all'Xbox e li metto qua, no? Qui ci sono i faretti, quelli per fare le foto e i video. Diciamo posso buttarli giù nella casa vecchia, perché ho clienti che mi chiedono video eccetera, mi dico sempre di no, perché io odio far video, cioè o meglio odio far video professionali, ne sono capace ma è molto impegnativo e per nulla remunerativo, insomma, ecco, in proporzione alla rottura di balle, e quindi evito, mi tolgo via tutte le robe che proprio non mi servono. Ok, batterie, i faretti, tutta roba non serve, fa peso per niente, sì, diciamo che sì. Adesso ho un botto di spazio in più che manco non so neanche che cavolo metterci, vabbè, insomma, dopo là ci andranno fotografie a coprire la parete un giorno, perché si riempie subito tutto, poi non è che posso aggiungere altre fotografie, capito? Cioè la vita sta continuando. Poi è già tutto straselezionato, non posso togliere nulla. Questa è una cosa valida, l'ho presa anni fa su Amazon, ha la ricarica in USB e funziona veramente molto bene e ha tutti i suoi adattatori. Fisso meglio questa cosa qui perché veramente il peso, un po' mi dispiace togliermi il cavalletto Manfrotto, è più una cosa psicologica. Ti racconto ste robe perché magari in teste fisse ti ci rispecchi anche tu, hai capito? Così magari è un po' più utile a capire te stesso e magari anche a me un giorno quando mi riguardo i video a capire me stesso. Cioè con questa cosa sempre appresso, che ormai da 2 anni che non utilizzo, perché in quei pochi book fotografici che magari faccio per appunto i clienti che hanno i siti e via discorrendo, non ho neanche usato, perché ho usato quello piccolino, facevo le foto a mano libera perché magari eravamo più all'aperto, insomma studiavo una situazione con luce a sufficienza. Togliermi questa cosa mi sembra quasi di togliermi una potenzialità, di togliermi un'arma, di togliermi una capacità, hai capito? Questo è quello che sto provando, però pesa, perché insomma è un Manfrotto e quindi è roba seria, pesante e ingombra e cazzo me lo porto in giro anni per niente. Se proprio dovesse servire passerò nella vecchia casa dove lo lascio e me lo prendo su, insomma, ecco, questa è tutta roba, vedi, che occupa spazio e non serve a niente. Guarda che te mostro casa mia al centro, la vedi? Là abito, quel puntino grigio. Ma quasi mi in figa, Dio caro, anche all'oseo, se fosse un serpente, una anaconda, un barracuda, Dio caro. Guarda, Dio caro. Io proprio ragione che con te sei da solo, te sei più responsabile di te e quindi aumentano anche le paure. Cioè, la paura è una conseguenza della responsabilità. Va bene, dai, non stai scenda massa sotto questi aspetti psicologici, scendiamo sotto gli aspetti van life-ogici. Io ecco che si sa un van life, volevo andare all'hangar per stare da solo, ma sai che se sa un van life là, a sto punto resto dove che sono. Diciamo che dall'hangar c'è molta più possibilità di sentire i lupi, perché è di là la parte un po' più ricca e corposa e selvatica, per carità, dopo non è detto, perché anche di là ci sono cervi, quindi i lupi possono benissimo spostarsi anche di là e va bene stesso, dai. Che scena simpaticissima, praticamente c'era un motorhome là che stava facendo la van life là sopra, no? Poi è arrivato l'altro che gli si sta attaccando e adesso va via. Anche perché il parcheggio dell'hangar è piccolino, cioè vedi che c'è un camper lì da solo con tutto il spazio che le nota proprio ad andare là, Dio caro, come che uno fosse Dio cagare da Dio il cespuglio e ti andare proprio da Dio che il cespuglio là, guarda che sei terribile, Dio caro. Bellissima la nuova Mazda MX-5, veramente bella, compattissima, molto più bella questa è la barchetta che avevo.
tanta roba, fai i fari davanti come sono, bellissima, bellissima, questa è una macchina stupenda, bellissima. Aspetta, vi vedo per curiosità i prezzi perché mi pare si possono fare. Ah, guarda che l'ha messo adesso, non c'era prima però. Entrata per un'ora 5 euro per far carico e scarico e 6 euro per 12 ore. Ti conviene fare la notte, ovviamente è una presa per il culo quella delle 5 euro. Comunque, a parte Scorse, Naranze e Iebone, che sarebbe il nostro Veneto, a parte gli scherzi, è veramente una cosa da cui tutti dovrebbero prendere esempio, tutte le aree campi dovrebbero prendere esempio, ossia applicare la tariffa delle 12 ore. Eh sì, perché uno magari si in giro, passa la notte, cosa serve fare pagare 24 ore? Cosa fai? Cioè, capisci? Quindi a quest'area camper io do 10, la prima area camper a pagamento a cui do 10. Beh, oddio, che seria forse anche il campeggio del Porto Pirrone a settembre. In Fiat Trasandato, spazio, però 23 euro in 3 persone davanti alla, secondo me, più bella spiaggia di tutta Italia. E dopo direi null'altro, forse proprio per il fatto che se una cosa è a pagamento, che paghi tra virgolette tanto, ti aspetti, hai delle aspettative, ok? Quindi queste mie magari aspettative un po' troppo grandi non vengono raggiunte da nessuna area camper o campeggio a pagamento. Adesso seria per dispetto andare su e mettere il pulmin davanti a lui. Guarda le mucche di colore, guarda, cioè perfino qui. Nere. Adesso che mi ricordo, se me ne ridimenticherò, lo dico per te. Dietro all'hangar, girando a destra, c'era un bellissimo sentiero aperto nel senso non dentro la foresta, ma tra la foresta e le vallate con le mucche. Quindi se anche tu non hai voglia di fare l'anello, quello da 30 passachilometri, perché l'entrata è tra virgolette lontana, tra virgolette, la salita è ripida più che altro, la salita è molto ripida, se la fai con una muscolare, tanto ripida. E ti puoi fare questa qua tranquillamente, oppure meglio anche se hai bisogno di un'altra passeggiata, perché di solito chi arriva al Cansiglio va al Bar Bianco o alle altre due malghette a bersi una roba, a prendere il formaggio e va a vedere il bus della LUM e dopo basta. Ok, questo è il Cansiglio di solito per tutti. In realtà no, c'è l'anello, ok, che è tra virgolette impegnativo, tra virgolette, ho visto molte signore che lo hanno fatto a piedi col cane, però insomma non è per tutti. E poi infiniti percorsi. Mi raccomando, stai attento, perché anch'io mi sono perso 2 volte in Cansiglio in passato. Questo perché sono uscito dai percorsi, è vero, non bisogna mai farlo, però comunque anche i percorsi si diramano tantissimo, quindi stai veramente attento. Per stai veramente attento intendo sempre scaricati delle mappe offline e non affidarti a Google Maps, perché hanno una scadenza, durano, non mi ricordo, 2 settimane, un mese, una roba del genere. Scaricati tipo maps.me o anche altre, qualsiasi mappa offline, l'importante è che sia offline, in modo tale che tu ti punti dove hai lasciato la macchina e perlomeno, anche se perdi strada, vedi in che direzione è, ok? Cioè magari non vedi la strada per arrivarci, ma vedi più o meno dov'è, quindi dove più o meno devi andare. Questo è importantissimo. E così precisiamo il perché. È importantissimo perché all'interno della foresta del Cansiglio, come in tanti altri posti naturali, non c'appa il telefono, oltre a non c'appa internet. Cioè fuori nella vallata, diciamo, ci sono tutti i ripetitori, va tutto a cannone, c'è il 4G, però proprio dentro non va un cazzo, quindi sta attento, che sia la parte più pericolosa, insomma. Dopo de sera tardi che siano i lupi, fatti. E questo è il famoso hangar, anche se l'avevamo già visto. All'epoca era una base contraerea, ossia da dove si lanciavano i missili per prendere gli aerei. Beh no, diciamo che comunque il carico di acqua l'ho fatto e non ho più la necessità di ricaricare, pertanto non ha senso che sto vicino al rubinetto. Pertanto, tolta la necessità di acqua, io posso benissimo star qua. Adesso appena mi si liberano i posti, eventualmente poi se finisco l'acqua riprendo, scendo, tanto è 1 chilometro, ricarico e ritorno su. Perché è una lumaca cannibale, che schifo, stai cannibalizzando. Dai, ci sono delle piazzole belle larghe, ognuno con la colonnina. Questa è l'area camper e credo si possa aprire il tendalino. Meglio, in teoria no, però magari quando non c'è il tipo che controlla lo aprono. Guarda qua, lesi. No, non stai scherzando veloce, te metti in pausa e te lesi, no? Dai. Guarda qua, se te serve che arrivi in macchina. Adesso vabbè, sono chiusi, dietro qua c'è un chioschetto che fa anche pizza da sport e ha 3 ricariche per l'e-bike, c'è proprio il cartello. Arriva là. E anche la chiesa, se devi confessare le tue libertà. Brutto servo disobbediente, come dice al buon De André, che si è morto anche lui, porco can, muore tutti. Porco can, mi pensavo che fosse l'albergo e lusso del golf club, invece no, era un bar probabilmente. Eccolo là,
Aspetta, singano dal futuro, scusa. Stavo montando questo video e ho detto ci tenevo a dire questa cosa. Quella clip del bar, che ho detto, guarda un bar, io non è che stavo andando alla ricerca di un bar che dovevo bere, ok? Mi sono ricordato una frase che mi hanno detto più di un tu, che nei bar da miliardari o soprattutto nei golf club dove ci sono quelle cose da miliardari è dove spendi meno. Io ho detto, ma come, che cazzo dici, com'è possibile, scusa? Perché mi ha detto effettivamente chi ha i soldi è taccagno come la merda. E poi effettivamente ho collegato di quella volta che con Alessia abbiamo provato ad andare in questo golf club, cioè questo bar bello eccetera in mezzo alle colline, e effettivamente un aperitivo con un crostino col crudo abbiamo pagato meno che in un baretto del cazzo dove andiamo noi. Allora ho detto, questa la racconto perché è veramente interessante, cioè interessante se è vera. Sì, guarda, sto cosa è proprio un albergo abbandonato, su che da noi, al contrario tipo l'Ungheria, no? Ti ricordi? Saremo tutto. Che forte, questo è pane per i denti dell'Alessia, che a lei piace tanto esplorare ste robe. Ma guarda dove l'hanno messo il ripetitore dell'internet, e senti che repeton che fa dietro all'hotel abbandonato. Infatti non so se i cervicali o questo con un leggero mal di testa, ma sinceramente sì, i cervicali sarà l'umido, ho sempre male ai cervicali. Mi piace molto come casa, sì, guarda, sto ben qua, guarda, ti faccio vedere a 360 gradi, piano, se no ti imbriaco. Come il parcheggio dove vado di solito, quello del picnic, del bus della LUM. Qua è il campo da coso, da golf, vedi? Vedi qua, ci sono effettivamente dei posti tattici, solo che con la pioggia dove puoi metterti proprio, cioè, nell'erba proprio. Anche in bordo strada qua non è male, cioè comunque non è una strada di passaggio, è chiusa questa, quindi ti puoi metterti qua con la porta verso di là e c'hai anche già subito i tavolini da picnic. Eccolo là, lo vedi? Sì che lo vedi, sì. Guarda, sta a scondete, sta a fare il sustego. No, di sta strada ricordati tutto beu, ma come stai vedendo ci sono tanti alberi, quindi il sole che ti carica i pannelli ce l'hai proprio da mezzogiorno alle 3. Prosegui dritto, ecco qua volevo andare, ma stanno già facendo la van life qua e quindi io resto dove sto, che sto benissimo. Se no probabilmente questo potrebbe essere il mio posto preferito avendo l'e-bike, sì, credo di sì. E poi lì la strada è chiusa, vedi, quella era una rotondina. E tento sempre alle famose buse, cioè, tipo questa è una delle tante che è recintata, ma altre fuori percorso non sono recintate, quindi vai giù per anche decine di metri. Musica, sai, sta attento, sul serio. Se ne stava panciuto e pienotto, tutto tondo era il numero, no, 8. Ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta una letta ed un'altra più in fretta, poi no, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quell'augellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro? None. Te lo dice paparino tuo. Era 8 il passerotto pieno di felicità, questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzar, e sui platani, sui pini, qual provetto aviatore, e gli amici suoi uccellini lo salutan con ardore. Perché 8 diventa un passerotto? Perché è una favoletta, Lillino caro. Non gli piaceva essere un 8? Ma gli piaceva una cifra essere un 8, solo che, sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e 8 diventa un passerotto. Però